Cari amiche, buongiorno. Oggi vi voglio parlare dei miei angioletti. Come sapete io ho una vera passione per gli angioletti, ne ho fatti realizzati in tutte le versioni, in tutti gli usi, come ad esempio questo angioletto spilletta. Mi piace molto fare le spille con gli angioletti, però oggi vi voglio parlare dei miei angioletti porta segreto. Questi angioletti sono dei ciondoli, ma ciondoli che si possono utilizzare anche come accessorio per un portachiavi, staccando la loro catenina, quindi da mettere in un portachiavi, da mettere appeso in una borsa. Questi angioletti hanno un segreto sotto il vestitino, quindi possono essere utilizzati con il loro vestitino aperto, tipo damigella, oppure con il vestitino chiuso, che ora vi faccio vedere. Slacciando questo laccettino viene fuori il sacconcino per i nostri segreti o anche per porta auricolare, per avere sempre gli auricolari al collo. Dentro il sacconcino basta riporre gli auricolari, chiudere il sacconcino, ecco fatto, tirare su il laccetto e il nostro segreto o i nostri auricolari sono ben conservati. Ecco fatto. Se quello che vogliamo conservare è qualcosa di molto importante, possiamo utilizzare la doppia chiusura. Tirando questo ulteriore laccetto nel vestitino, ecco qui il nostro angioletto con la doppia chiusura custodisce perfettamente qualsiasi segreto che sia importante. Come vedete qui con questa doppia chiusura non può più uscire nulla, non può più neanche scendere il sacconcino, quindi può essere anche utilizzato con la doppia chiusura. Quindi o l'angioletto così o l'angioletto semplicemente con il suo sacconcino porta auricolari. Slacciamo, tiriamo fuori il sacconcino, conserviamo quello che vogliamo tenere a portata di mano dentro il sacconcino, poi richiudiamo nuovamente il saccoccio sotto il vestitino, che scompare sotto il vestitino, ed ecco fatto. E il nostro angioletto è pronto. Che ve ne pare dell'idea, cari amiche? Buon pomeriggio!